Benvenuti all'appuntamento con il sindaco, benvenuto al sindaco di Catania Trantino, grazie per essere con noi come ogni venerdì o quasi. Dobbiamo fare i complimenti, sindaco, subito per cominciare. Ha pagato la multa. Ci mancherebbe. Ha detto anche alla vigilessa, cioè non ci sono... No, non è una vigilessa. No, non è una vigilessa, è stata una contravvenzione presa alla mia automobile, la guidava in effetti mio figlio che il giorno 4 febbraio, quindi per la messa dell'Aurora, si è avveduto tardivamente che una strada che aveva appena imboccato fosse ZTL, è tornata indietro, ma nel frattempo era stata già registrata la violazione, è arrivata questa contravvenzione e l'abbiamo regolarmente pagata, ma non è che mi sia voluto esibire per questo, l'ho raccontato in un contesto più ampio rispetto al fatto che dobbiamo seguire tutte le regole e che non ci devono essere dei privilegiati. Quindi ha pagato la multa per suo figlio? Certo, è naturale. E ha detto non ci sono privilegiati? Assolutamente. Ecco. Però poi che è stata un vigile o una vigilessa che ha detto ho votato per lei? No, questo è stato, l'ho riferito in questo contesto perché erano arrivati dei vigili per sanzionare alcune infrazioni su via Cruciferi, vigili da me chiamati perché avevo notato alcune cose che non mi piacevano, e uno di questi contravvenzionati con un tono, devo dire, molto civile, ma nello stesso tempo era un poco dispiaciuto, e io ho anche votato per lei, e io mi auguro che lei mi abbia votato per rendere migliore questa città, non per continuare a passare sopra gli abusi. Devo dire che lui ha sorriso e ha compreso. Messaggio percepito. Sindaco, siamo a venerdì e si chiude un'autentica settimana di passione per noi che andiamo in macchina sulla circonvallazione. Snodo cruciale, lo sanno tutti, file a tutte le ore, soprattutto alle ore di punta, ma non soltanto. Ora, noi abbiamo indagato, abbiamo capito che c'era la chiusura per manutenzione delle rampe di Canalicchio. C'era la rampa di Canalicchio sulla tangenziale, il salone dell'orientamento per i giovani all'università e poi i lavori in prossimità della fontana al Tondo Gioini, che ho visto personalmente perché si vedono quelli là sopra e la gente che si ferma a guardare. E anche questo è la curiosità del catanese che deve osservarsi per guardare, perché deve ma succede ovunque. Sì, dovunque. No, e la situazione certamente ha provocato molto fastidio, lo comprendo perfettamente. Queste coincidenze di cui ha parlato, a cui aggiungerei anche 2 incidenti alla tangenziale che hanno formato un ulteriore tappo, per cui chi desiderava andare sulla tangenziale formava una fila, hanno creato una situazione veramente fastidiosa. Io devo dire che mi sono trovato nel mezzo, ma svicolando con lo scooter ho potuto notare, guardo sempre, osservo, quello che noto è che poi alla fine per ogni macchina c'è solo il guidatore e nessun passeggero. Questo significa che c'è un abuso dell'auto. Allora cerchiamo di ragionare in termini costruttivi. Innanzitutto mi auguro che sia un disagio limitato alla chiusura delle 2 rampe di Canalicchio a causa delle quali la gente deve per forza percorrere strade alternative che li portano sulla circonvallazione. Esatto. Nello stesso tempo, anzi annuncio, l'abbiamo già comunicato oggi, ma annuncio che noi faremo dei lavori sul sottopassaggio del Viale Mediterraneo che partiranno il 6 maggio, ma trattandosi di dipendenti comunali abbiamo potuto con loro raggiungere l'accordo per il quale, grazie al quale questi interventi saranno dalle 23 alle 6 del mattino. Perché questo mi hanno detto in tanti in macchina, hanno detto ma i lavori che si fanno non si possono fare di notte? Hanno dei costi supplementari in più, questi li possiamo fare noi perché, come dicevo, già sono nostri dipendenti, hanno manifestato la loro disponibilità e li devo ringraziare per la possibilità che ci danno di effettuarli di notte. Dopodiché c'è il tema principale che è determinato dall'accesso eccessivo in città per mezzo delle auto. Naturalmente qualunque soluzione volessimo noi pianificare, è chiaro che da qui a un tot numero di anni non si potrà realizzare, ma la cosa importante è che entro il 6 agosto ci verrà consegnato uno studio di fattibilità che permetterà di individuare una soluzione alternativa all'utilizzo dell'auto propria, e probabilmente sarà su monorotaia che congiunga tutti i paesi dell'area extraurbana e quindi i paesini e Tennei prossimi a Catania, che sono tutt'uno con Catania, per vedere se poi ci finanziano l'intervento che sarà importante ma che veramente darebbe una svolta alla nostra città. Beh, un momento, sta annunciando che si fa una nuova metropolitana? No, sto annunciando che ci daranno, stanno facendo uno studio per capire se la soluzione migliore è una congiunzione, una connessione di tutta la fascia extraurbana attraverso la gomma, e penso che sarà esclusa.
cioè attraverso autobus, Appunto. una attraverso altri sistemi di collegamento, quale per esempio teleferico o altro, un altro potrebbe essere quello attraverso monorotaia. C'è un vecchio progetto che si chiama Etna Rail che dovrebbe eventualmente essere rivisto. Stiamo parlando di qualcosa, quello della monorotaia, che potrebbe essere realizzato se troviamo le risorse, però mi dicono che la Comunità Europea è abbastanza sensibile su questo e potremmo trovarle. Stiamo comunque discutendo di un qualcosa che se va bene prenderà la luce, comincerà a vedere qualcosa ad agosto in termini di fattibilità, poi ci vorrà il progetto, bisogna capire se ce lo finanziano. Mi piacerebbe dire, se già avessimo la certezza che noi in 6-7 anni potessimo godere di questa connessione, avremmo veramente pensato di risolvere un problema. In più c'è l'altro aspetto, quello della tangenziale, che oramai è assolutamente impercorribile, impraticabile. E rispetto alla soluzione dell'ANAS di una terza corsia abbiamo detto che non è realizzabile perché ci impedirebbe per 2 anni l'uso, visto che ci sono alcune zone in viadotto che dovremmo chiudere. L'unica soluzione potrebbe essere una sorta di bypass che colleghi Giarre o Acireale, da vedere, all'autostrada Catania-Siracusa, attraverso quindi un bypass un pochettino più largo che alleggerisca la tangenziale di tutto il traffico che si riversa poi sull'area sud della Sicilia. Ma anche lì tempi... Là, noi abbiamo parlato con l'ANAS più volte, loro ancora non ci hanno detto nulla, ma è chiaro che bisogna anche là bisogna proprio pensare al progetto. Quindi... A proposito di tempi, Sindaco, ci aveva detto a febbraio che la pista ciclabile lì a Via Domenico Tempio avrebbe preso più o meno un paio di mesi. Sono passati 2 mesi. No, un paio di mesi, abbiamo sempre parlato di fine maggio. Fine maggio. Abbiamo parlato sempre di fine maggio, devo dire che i lavori sono già abbastanza a buon punto, li vediamo, sì. Infatti, per cui è esaurita la fase della realizzazione di questa, chiamiamola base, sì, di cemento, poi a quel punto bisognerà compiere altri lavori, spostare l'illuminazione, asfaltare, mettere la ringhiera, ma sono lavori che mi dicono non incideranno sulla percorribilità delle 2 carreggiate, che saranno interamente ripristinate e quindi finalmente avremo un ritorno alla normalità per la viabilità. Ho capito bene, quindi a fine maggio pista ciclabile via Domenico Tempio? Fine maggio, questa era la fine dei lavori prevista. Intanto pensiamo a riaprire le 2 carreggiate in entrambi i sensi di marcia e per la loro larghezza. Dopodiché, anziché fine maggio, poi sarà un mese in più, un mese in meno, basta che non incide sul traffico. Certo. Che poi lì ci vuole la ringhiera, non solo togliere le... ringhiera, asfaltare, levare l'illuminazione e realizzare ovviamente poi la segnaletica orizzontale. Tutto questo è chiaro che bisognerà farlo. Oggi c'è una bella notizia, che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha ottenuto un finanziamento da 212 milioni di fondi europei per una linea pilota di chip che sarà destinata alla mobilità sostenibile. Ne abbiamo parlato anche nel telegiornale alle 13:30. Ci dice qualcosa in più, Sindaco? Allora, se il progetto di cui ha parlato il Ministro Urso ieri, c'è qualcosa che non torna, nel senso che io sapevo che era di 400 milioni di euro e non è finalizzata alla mobilità sostenibile. Non vorrei che fosse arrivato qualcos'altro di cui non ho conoscenza in questo momento. Oddio, adesso no, perché sono tempestato di informazioni che non riesco neanche a raccogliere La nostra collega ha raccolto le informazioni sul posto, Giusy Lazzara, ha detto 212 milioni fondi europei, grazie a un progetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha ottenuto appunto questi fondi dall'Europa, linea pilota di chip, quindi tecnologia avanzata, eccetera, eccetera, destinata alla mobilità sostenibile. Questa è un'altra cosa. Ok, chiedo scusa, non avevo messo io in collegamento, è giusto quello che dite, perché noi stiamo parlando di una linea pilota, io ricordo che 400 milioni, forse in più step, non lo so, che ha fortemente voluto il Ministro Urso, il Ministro delle Imprese del Made in Italy, affinché fosse insediata a Catania e che consentirà la realizzazione di chip che potranno lavorare anche ad alte temperature. Ecco perché dovrebbero avere un impatto, ora sto comprendendo il riferimento alla mobilità sostenibile, dovrebbero avere un forte impatto nella produzione delle batterie per auto elettriche e in questo senso quindi è una
una cosa molto importante, soprattutto perché sono soldi che permettono investimenti che automaticamente producono nuove occasioni di occupazione. Beh, certo. E poi ha detto questa cosa importante, attività anche ad alte temperature, che da Certo, noi è importantissimo. Sì, assolutamente. Bene, bene, benissimo. E adesso c'è una cosa invece che non va tanto bene, ed è centro e periferia con la vegetazione incolta. Sindaco, ci risiamo. Spesso si ricoprono strade, marciapiedi, tante le segnalazioni. Ne riceviamo in continuazione alla nostra linea di WhatsApp, quella lì 342 74 55005. Caso emblematico, famosa questa, la curva nella zona dell'aeroporto con i cespugli che occupano una parte della carreggiata. Non so se abbiamo le immagini, perché forse il sindaco in questo momento non ce l'ha presente. No? Ah sì, vediamo il servizio vero e proprio, eccolo qua. Il problema è che è talmente rigoglioso ed incolto da occupare ogni cosa, ricoprendo strade e marciapiedi e rendendo impossibile il passaggio dei pedoni. Mentre l'amministrazione comunale fa di tutto per la mobilità sostenibile, è insostenibile la vita di chi percorre a piedi le strade di Catania. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 e le denunce arrivano a macchia di leopardo da nord a sud, centro compreso, a testimonianza che le lamentele riguardano tutta la città. Domenica scorsa la prima edizione 2024 del Lungomare Fest ha battezzato di fatto la via Barraco, visto che molti catanesi l'hanno utilizzata ed esplorata per bypassare il lungomare. E così molti hanno segnalato lo stato dei marciapiedi in via Alcide De Gasperi, in alcuni tratti completamente ricoperti dalla vegetazione. Un'autentica giungla che costringe i passanti a transitare sulla strada con il serio rischio di essere investiti dalle auto in transito. Tanti messaggi inviati anche da Picanello, dove in via Galiotto cambia il marciapiede, non la sostanza. A ridosso di una fermata MTS ed in assenza di una pensilina, l'enorme e spontanea piantagione quantomeno fa ombra e con l'arrivo del caldo estivo può addirittura tornare utile. Da un cespuglio all'altro. Qui siamo in via San Giuseppe l'Arena. Ce ne siamo occupati un mese fa, denunciando la pericolosità della strada che costringe gli automobilisti ad invadere la carreggiata opposta per evitare le sterpaglie. Dal comune fanno sapere che è in corso la visura catastale dei terreni, poi scatteranno le diffide ai privati ed infine si provvederà alle operazioni di bonifica. Tempi imprecisati, del resto la burocrazia la conoscono tutti, come la curva cespuglio. È così, sindaco? Allora, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto della via San Giuseppe l'Arena, devo presumere dal servizio che potrebbe trattarsi di cespugli che vengono da aree private, altrimenti non capirei la nota del comune che abbiamo mandato. Quindi è chiaro che in quel caso noi prima chiediamo che intervengano direttamente i proprietari delle aree. Certo, per quanto riguarda invece quello che abbiamo visto su via Barraco, sulla via Alcide De Gasperi, su questo dobbiamo intervenire noi, ma già ieri il giornale La Sicilia ha dato comunicazione dell'avvio dei lavori di scerbamento in gran parte della città, su cui ci piacerebbe tanto essere un po' più proattivi, però abbiamo un serio problema determinato da risorse insufficienti di personale. Io non vorrei, come al solito, che possa sembrare un alibi. Abbiamo ereditato una situazione che è nota a tutti. Per esempio Multiservizi non ha un numero sufficiente di squadre che ci consentano di essere più veloci in questa attività di scerbamento e pulitura. Non possiamo fare altro che chiedere che facciano il più possibile nel più breve tempo possibile, ma non si può pensare che riusciremo a risolvere questo, perché ancora per qualche anno dovremo cercare di far fronte con le risorse di cui disponiamo. Se poi si riesce a trovare qualche risorsa in più da destinare a Multiservizi, si potranno riaprire concorsi. E c'è speranza? Secondo me sì. Secondo me sì, perché adesso io ho un incontro con la società che si occupa della riscossione tributi e chiaramente io chiederò che adottino lo stesso sistema che ha permesso alla stessa società a Napoli di recuperare 35 milioni di euro di tributi evasi. Se riuscissimo a far questo è chiaro che già daremmo un importante segnale alla città, perché potremmo incamerare altre risorse che ci consentirebbero di compensare tutti questi scempi che abbiamo visto. Perché l'hanno fatto a Napoli. A Napoli. Sì. E quindi hanno ottenuto 35 milioni. Sì. E Catania ha speranze? È la stessa società, quindi così come hanno trovato un modello di lavoro su Napoli, lo devono trovare su Catania. Ci fermiamo provvisoriamente qui e mandiamo un po' di pubblicità, poi torniamo con l'appuntamento con il sindaco di Catania a Trantino. State con noi, grazie.
Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino. Questo sicuramente le farà gran piacere, sindaco. Avanti tutta col solarium e le spiagge libere, perché dopo 5 anni torna la piattaforma di Ognina e dal 22 di questo mese si dà il via al montaggio. Tonino De Mana. Tornano ad essere 3 i solarium a Catania con il gradito ritorno della piattaforma di Ognina di fronte al Nautico. Tutti, intoppi permettendo, saranno pronti entro maggio. La notizia tanto attesa dagli amanti della Tintarella la svela in esclusiva e con un pizzico d'orgoglio l'assessore al mare Andrea Guzzardi, che da giorni è impegnato a rimettere in moto la macchina organizzativa. E sarà una ditta del catanese ad occuparsi del montaggio dei 3 solarium. Grande attesa per la piattaforma di Ognina che manca dall'estate 2019. In queste immagini d'archivio l'inaugurazione del 9 giugno 2019. 5 anni senza la piattaforma del Nautico, contrassegnati dall'emergenza Covid, dalla difficoltà di reperire le materie prime per il costo del ferro schizzato ai massimi livelli e dai problemi legati al commissariamento del comune di Catania. Lo scorso anno l'insediamento del sindaco Trantino arrivò il 6 giugno, a ridosso della stagione balneare, lasciando pochi margini di tempo per pianificarla. Nonostante tutto, si riuscirono a garantire il solarium di Piazza Europa, la passerella per disabili a San Giovanni di Cuti e le spiagge libere della Playa. Invece quest'anno è tutto diverso. Alcune date da mettere in agenda: 22 aprile inizio del montaggio delle piattaforme, 30 maggio consegna dei solarium, tra il 7 e il 10 giugno l'apertura delle spiagge libere della Playa. Beh, sarà contento, sì. Assolutamente sì, questo mostra che laddove siamo potuti intervenire con la programmazione le risposte le stiamo dando, grazie anche alla straordinaria collaborazione di cui posso beneficiare degli assessori della nostra giunta. L'assessore Guzzardi si è molto prodigato per quanto riguarda la realizzazione del solarium. Stiamo anche cercando di rendere fruibile almeno una delle 3 spiagge comunali per il 2 giugno, perché prevediamo ovviamente un afflusso notevole di gente, e quindi su questo è la dimostrazione di come poi, quando la Giunta è nelle condizioni di amministrare secondo criteri di efficienza, noi subito rispondiamo presente. Questo ci fa enorme piacere. Vede, io molte volte non conosco neanche le buone notizie. Ora, durante la pausa, ho dato un'occhiata a WhatsApp e ho trovato un messaggio dell'assessore Petralia che mi comunica, e credo che sia una bella notizia, l'apposizione di fari illuminanti nella via che sostanzialmente che fiancheggia Piazza Europa. Mi scrivono via Alcide De Gasperi, credo che sia più via Zoccolanti, se non ricordo male, che era al buio. Finalmente abbiamo ripristinato l'illuminazione, quindi garantendo non solo luce ma anche sicurezza all'area. Beh, questo è importante anche questo, e siamo lieti di poter dare per primi questa notizia grazie al sindaco. Allora adesso tocca a voi. Questo qua è il WhatsApp 342 74 5505 005, scusate, e questa invece è la mail. Già partiti, buongiorno signor sindaco, perché alla fiera di Piazza Carlo Alberto non c'è nessun vigile urbano? È una giungla, le spiego. Per caso una persona si sente male e un'ambulanza non può intervenire perché non ci sono vie di uscita a causa del comportamento, lui dice questo qua, dice gli ambulanti incivili. Dico oltre, ha perfettamente ragione il nostro concittadino, non solo degli ambulanti incivili ma anche dei tanti abusivi. Mi si può dire, ma allora se sapete perché ci sono gli abusivi, perché non intervenite? Il problema è che noi nella squadra della nona, che si dovrebbe occupare di questo fenomeno, annoveriamo 6 uomini che devono fare 3 turni, quindi 2 uomini a turno. Voi comprendete bene come diventa difficile dare risposta a tutta la città. Ora, su questo la buona notizia che abbiamo dato l'altra volta è che entro 5 mesi, questo mi auguro sia il tempo di compimento delle intere operazioni, dovremmo poter assumere 180 vigili urbani nuovi. Ah, sono 180? 180, sono 100 al carico dello Stato per i primi 2 anni, 80 a carico nostro. Questo significherà ovviamente un irrobustimento dell'organico in tutti i suoi comparti e ci consentirà anche, mi auguro, di intervenire. La fiera è come se fosse una repubblica autonoma. Io sono andato personalmente l'altro giorno perché desideravo confrontarmi con dei rappresentanti sul tema della pulizia, ma sostanzialmente là, come si dice, ogni testa è un tribunale, nel senso che non c'è un'associazione, non c'è un'aggregazione che mi consenta di parlare con qualcuno in rappresentanza di tutti, e questo crea molti problemi, perché vedere quello che succede alla fiera, non solo quello che è stato segnalato, ma il tema della sporcizia, il tema appunto dell'abusivismo, il tema del disordine, del caos.
naturalmente crea tanti disagi ai cittadini. Noi dobbiamo fare qualcosa per reagire. Lei cosa prevede? Cosa vorrebbe? La formazione di un'associazione? Io desidererei poter parlare con qualcuno che rappresenti l'intero gruppo della fiera, perché a quel punto possiamo cercare di stabilire delle regole nell'interesse di tutti. Certo. Per cui il fatto che si buttino i rifiuti a terra, il fatto che alla fine sia un tappeto di rifiuti appena la fiera smonta non è ammissibile. Faccio sempre l'esempio, sarò noioso, monotono: Piazza delle Erbe a Verona, Piazza Walter a Bolzano. Appena smettono gli operatori, dopo 5 minuti puoi andare lì, ci puoi anche mangiare a terra, perché chiaramente c'è il rispetto del territorio. Qua da noi invece sono convinti che è terra di nessuno e dobbiamo provare a cambiare. Quindi bisogna trovare forse un'associazione, un sindacato, un'organizzazione che il sindaco auspica. Vediamo se anche grazie a noi si può formare. Allora la mail l'abbiamo detta? Sì, comunque la ripeto: Sicilia24focus@telecolor.it. Come faccio a parlare con dipendente della Tari? Le prenotazioni sono chiuse, di cui devo pagare 400.000 euro. No, io li voglio pagare, ma poco a poco. 4.000. La prego, perché già 4.000? Sì, mi stavo sentendo male io per questo signore. Chiedo scusa. Quindi, 4.000 euro. Perché c'è scritto? Sì, no, è 4.000 più 1.000, quindi c'è stato sì, vabbè, è 4.000. Trae in inganno. È una questione che abbiamo, se si ricorda, ne abbiamo parlato anche 2 settimane fa. È un problema che mi stanno sollevando in tanti, anche lì il problema di mancanza di personale, ma dobbiamo in qualche modo dare delle soluzioni. Io solitamente, quando qualcuno me le segnala personalmente, poi rimetti in contatto, nel senso cerco di bypassare la catena di montaggio, chiamiamola così. Finalmente abbiamo noi assunto, entrato in servizio, il nuovo direttore dei servizi informativi, che da qui mi auguro un mese e mezzo individui un protocollo che possa permettere di velocizzare il tutto. Io adesso poi magari vi chiedo la cortesia di passarmi il recapito di questo signore e provvederò io a stabilire un contatto con gli uffici. Lo faremo appena chiudiamo il programma. Abbiamo ancora qualche minuto, vediamo un po'. Sono scioccato dalle immagini. Possibile che nessuno vede la foresta? Parlavamo poco fa, in quella curva a San Giuseppe l'Arena, lì ci deve scappare il morto, e Francesco 76. Ne abbiamo già parlato, quindi non ci torniamo sopra. Vediamo se c'è ancora un messaggio, se facciamo in tempo. Sì. Complimenti al direttore e al sindaco, per favore potete ripristinare il prima possibile le telecamere a via Teatro Greco, aggiungendone altre su Largo Odeon, facendo pulire quotidianamente. Sono entrambi, quindi Teatro Greco e Odeon, in pieno senso storico, patrimonio UNESCO, dove passano ogni giorno numerosi turisti. Grazie anticipatamente. Devo presumere che, io non so se questo signore queste telecamere lo sollecita in relazione al problema sicurezza o in relazione al problema pulizia. Io dico sempre che quando parliamo di telecamere non mitizziamo lo strumento, perché poi quando si tratta di irregolarità, che sia sul tema sicurezza che sul tema pulizia, commesse da chi ha piedi, noi non abbiamo un sistema di riconoscimento facciale, è anche vietato in Italia, certo. Quindi non è che potremmo arrivare a individuare l'autore dell'abuso. Se però la questione della pulizia, su questo certamente faremo intervenire. Se il problema è quello della sicurezza, in ogni caso le telecamere servono anche come deterrente. Devo capire se in questo momento abbiamo le risorse per poterne mettere altre. Stiamo attendendo che arrivino nuove risorse che ci sono state promesse su questo, è un lavoro graduale. Nuove risorse da dove le arrivano? Scusi. Queste qua arrivano specificamente dal governo centrale. Ma l'illuminazione a posto lì, quella zona Teatro Greco Odeon, non è che è un problema anche questo forse? A me risulta che a posto. Io devo dire che da questo punto di vista ogni qualvolta qualcuno mi segnala un problema di illuminazione, immediatamente contatto la ditta che effettua la manutenzione e nel giro di poche ore viene subito ripristinata. Quindi ma se no non faceva riferimento all'illuminazione, però io penso, se uno si preoccupa per la sicurezza, la prima cosa deve essere che la sera... In effetti non è chiaro se si preoccupa per la sicurezza o se invece era un problema di pulizia. Giusto. Ok, vediamo ancora, abbiamo qualche minuto, forse un minutino. Buonasera, vorrei chiedere al signor Sindaco, che saluto, se sono previsti i lavori di recupero di Piazza Lupo. Grazie. Assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo un'iniziativa finanziata dai piani urbani integrati, che è anche pronta a partire, che prevede la demolizione di quell'edificio esistente al centro, che è pericolante
e anche non bella a vedersi, è la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, ma dico subito, comunque un solo piano, per cui i posti auto non aumenteranno rispetto a quelli che ci sono adesso, solo che è un lavoro complessivo di riqualificazione. Avremmo desiderato che ci fossero più posti auto perché è una zona nevralgica, ma dal momento in cui noi abbiamo programmato questo intervento, al momento in cui lo stiamo eseguendo, c'è stato un vorticoso aumento dei prezzi che non ci ha consentito di correggere il tipo di finanziamento richiesto, per cui dobbiamo lavorare ovviamente di risulta. Prezzi delle ditte che lavorano? No, acciaio, tutto quanto del preziario. Quindi il materiale che è necessario. Assolutamente. D'accordo, allora ci fermiamo qui perché sono già le 15:01, vi ringraziamo, innanzitutto ringraziamo il sindaco, ci vediamo venerdì prossimo? Sì, grazie. Benissimo, grazie a tutti voi per averci seguito e grazie anche per la solerzia e la collaborazione, per i vostri WhatsApp e le vostre mail. Adesso continua la programmazione della rete e noi ci vediamo invece al telegiornale con Antenna stasera alle 8. Grazie ancora, Buona buon serata pomeriggio. e buon fine settimana.